Ciao a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Ricordiamoci sempre che un buon allenamento non viene solamente dagli esercizi scelti, ma anche dalla strategia di lavoro adottata per ottimizzare il nostro allenamento. Per esempio, il numero di ripetizioni che ho scelto, i tempi di recupero che ho deciso di abbinare, oppure spostare un allenamento più verso il volume o più verso l'intensità, oppure un allenamento a tempo, un interval training per esempio, come quello che ti propongo oggi. Quindi diversi elementi ci permettono di creare stimoli diversi per i nostri muscoli e quindi per il nostro metabolismo. Ricordati sempre che pianificazione e un buon metodo sono elementi fondamentali per un buon lavoro. Ciao! Pronti? Workout C, già postato sul nostro sito. Utilizzeremo gli esercizi del workout A e B, li mettiamo assieme, tanto meglio, li conosciamo già, possiamo ottimizzare da subito il nostro allenamento. Interval training a tempo questa volta, 20-30 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. 6 esercizi per le gambe, 5 per l'addome, 5 per le braccia, divisi in blocchi di lavoro che tu potrai scegliere di ripetere 2-3 volte o una volta sola e sempre tutto da capo. Quindi puoi partire dal primo esercizio per le gambe, arrivare all'ultimo esercizio per le braccia, invertire, scegliere di abbinare i blocchi come ti piace di più. Ma ricordati sempre, un fisico armonioso è il risultato di un allenamento globale. Ci serve la sedia stabile, sempre lei, a retto dall'esercizio precedente. I pesi, se non ci sono i pesi, l'acqua, un litro e mezzo da mezzo come vuoi tu, la cassetta dell'acqua e un materassino. Prima però sempre il riscaldamento assieme. In questo riscaldamento ti propongo diversi esercizi per la torsione del busto. In questo periodo che siamo in casa camminiamo di meno, quindi è un movimento che stiamo limitando parecchio. Lo ripropongo nel riscaldamento, anche perché così non ci facciamo mancare nulla. Andiamo! Assieme, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, la tua sinistra destra, la destra, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, o anche il bastino, dietro, avanti, dietro, stop. Avanti, dietro, 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 stop, guarda la direzione, stai andando, ferma le gambe.
Interesting. When we first come through, girl, sleeping on my click, body you'll change when I do the resting. Yo, she's a painting. Cute face, and the body's interesting. When we first come through, girl, sleeping on my click, body you'll change when I do the resting. I just tell her I'm destined. I tell her gally bend over like Western. It gets real techy when I'm in the section. Gal wanna check me like 1, 2 testing. If we do it, then we do it the most. You know the night's still young, so we're raising the toast. If we get too involved, you be taking off clothes like.
Blocco le ginocchia, sempre solo bacino. 6, 7, 8, tocca, su, tocca, su, tocca, su, tocca, su, tocca, su, tocca, ruota, tocca, tocca, cambio. Piego. Guarda su, giro, allungo, stacco, inspira, cresci, 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 rimango su, tengo, giro, bacino, là. Centro, incrocia le dita delle mani, su, sali in estensione, su, vai. Allungati verso di me, allunga, allunga, come va? Là. Vai, allungati verso di me con la testa, vai, 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 vai. Sali, allungati, allungati verso di me, dai, 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 allunga, 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 su, svuota, inspira, svuota, inspira e rilassa i polsi, svuota. Là, e ci siamo. Primo esercizio, squat jump. Vai, tutto quello che arrivi, su, 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 su. Continua, su, sempre la strada, tieni, 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 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, stop, bravi, 10 secondi di recupero, stand up, 15 secondi per gamba, prepara, pronti? Vai!
comoda. Sempre 15 secondi per gamba. Giù. 1, 2, 3, fresco, dentro. Cambia gamba. Pronti? Vai. Giù. Avete sentito? Le gambe? Io sì. 1, ancora 5, 4, 3, 2, 1. Super squat. Scapole giù. Apro, apro. Schiena dritta, vai. Posso giungere? Giù, 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 giù. No. Lascio. Buono. 10 secondi. E recupero. Jump lunge più squat. Pronti? Vai. Alterna. Vai. Ehi. Vai. E vai. E ultimo. E no. Recupera. Questo squat delicato. Attenzione alle ginocchia. Pronti? Preparo. E alterniamo. Guarda. Vai, 17, 18, 19, 20, tieni, resisti, 4, 3, 2, stop. Ok, buono, ci prepariamo per il blocco addominali. Sequenza addome, tieniti la sedia vicino. Fare alcune ripetizioni di addominali sulla sedia li rende molto più efficaci perché è una base che ci mette più in difficoltà e meno stabile. Nella sequenza addome ridurrò i tempi di recupero. Primo esercizio, sprinter crunch. Prepara. Vai. Without you, I know I did you wrong. I know I did you wrong, and it's my fault. I'm sorry. I can see my whole world changing because of you. Upside down. Vai, 6 a 23. Vai. 28, 29, stop. Buono. Faccia in giù, plank con le gambe, vado. Allinea bene, so. Non usare le gambe se senti tensione lombare. Puoi mantenere il neutro con la schiena, arrotondare se ti senti più sicuro. Via le spalle dalle orecchie, esci bene con il collo. 17, vai. Tieni. 28, 29, 30. Arrotonda la schiena. Scarica. Cambio. Gambe 45 gradi. Là. Mani a un'alternità. Tempo. Vado. Guardo tra le ginocchia. E
mantieni giù bene la schiena, fuori l'aria dentro e su l'ombelico. Rilassa le spalle, vai, 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 su. Sei a 25, 26, 27, 28, 29, stop. Buono, sentiti? Sulla sedia. Li puoi sempre fare anche a terra. Pronti? Vai. Vai, 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 vai. Tieni, tieni, vai, 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 vai. Tieni, tieni ancora e 2, 1, stop. Bravi. Ultimo esercizio, pacchetto. Preparo. Su, su, vai. Svuota l'aria tirando dentro e sull'ombelico. Vai, 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 tieni, 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 stop. E ci siamo. Puoi sempre ripetere la sequenza gomme dall'inizio. Noi andiamo avanti. Pronti? Sequenza braccia. Via. Sulle ginocchia se vuoi. Su, esplosiva la salita, su. Vai. Vai, 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 vai. Continua, su, 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 su. Stabilizza il movimento mantenendo le scapole giù, scivolate verso i tuoi glutei. Vai, ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1, stop. Bravo. Preparo, 10 secondi di recuperi, reneghi. Pronti? Sulle gambe, rivalgate, vai. Continua, non dondolare con il bacino, stabilizza bene il movimento, dai gli addominali. Continua, se non hai pesi, là. Sei quasi? 24, 25, 26, 27, 28, 29, stop. 10 secondi di recupero, preparo i bicipiti. Pronti? Vai. Facile, su. Ci vuole peso qui, su. Lo apri un po' se vuoi. Lo chiudi di nuovo se vuoi. Vai, vai, vai. Ehi. In, fuori. In, fuori. In, fuori. In, fuori. In, fuori. In, fuori. Vai, vai, fuori. In, fuori. In, stop. Recupera 10 secondi. Immagina sempre di alzare un carico più alto di quello che stai realmente sollevando. Tricipiti. Vi do 2 variazioni. Vai. Là. Prima. Abbassando sempre bene le spalle. Se è difficile, piano piano. Là. Inclino bene in avanti. Svuota. Svuota. Fuori. Fuori. Vai ancora. Fuori. Fuori. Ti consiglio un lavoro dinamico, esplosivo, ma sei molto carico, cerca l'esercizio bene lentamente. Stop. 10 secondi di recupero. Deltoidi. Vai. Pronti? Fuori. Aprilo leggermente quando sei su, là.
e non superare la linea della spalla con il peso. Puoi fare piccole variazioni. Là. 27, 28, 29, stop! Buono! Siamo arrivati. Puoi riprendere il programma braccia da capo oppure iniziare dal primo esercizio che era quello delle gambe. Buono, spero vi sia piaciuto. Io vi lascio la lista degli esercizi che abbiamo fatto. Vi saluto, fatemi sapere com'è andata. Buon allenamento, buon divertimento. Io vado a recuperare, a riposarmi, anche perché a tenere il tempo si fa una gran fatica. Ciao!